Signore e signori, io mi chiamo Peppino Soricillo. Sì, è arrivata Franceschiella, Peppino Soricillo, non mi faccio dormire. Mannaggia Soricillo, a casa ne dai. Stasera in da cucina, fiasche vino già la sa. Mannaggia Soricillo, a casa ne dai. Stasera in da cucina, fiasche vino già la sa. O quando sembri a casa, stu Peppino. Aris fresca! Aris! Come bella Aris! Nonna Vicente! Che è stato? Sta la Aris fresca, è pulito tu! Oggi no, oggi non stai a cucinare. A sti rimane. E vabbè, ma mo è fresca! Ma rimane, portami un bello morrozzello per le nucce. Va bene, a domani! Andiamo qua Aris! Sono da Aris fresca! Bello dietro. Mattino, giornale, Roma! Mattino, giornale, Roma! Voglio, vieni a capire. Dammi un mattino, va. Ora per schifo stamattina sul caffè. Mamma mia. Mattino, giornale, Roma! Giovino, ramra poco lui. Ma sti do, vedete un momento, da cosa vi seguite? Nanni! E che sono vabbè, ieri per la città tu e che era pure bello russicino. E speriamo che gli era mamma, io se no a caso dolore pazzo, che le figlie una festa presa. Muoio, come piacere che mi fanno schifo. Ah già, a voi mi fanno schifo. E a me mi fanno piacere. Oggi capitiamo a Brea. Tu? Buongiorno. Magari tu non lo tieni un sorrisillo in due magazzine? Anna Vice, chi le surge già sapevano Anna io. Vuoi dirti una cosa buona? I surci a Davide ci hanno trovato un formaggio di prima qualità. Ma chi lo massi si dava sapere quello che fa. E poi diciamoci la verità. Avere un'attenzione per Nannina è sempre un piacere. Ella sta sempre solo in da casa. I surci l'hanno appurato e ci fanno compagnia. Vuoi dirti una cosa buona? Invece tu, rinda a me, i surci ci stanno già e sono pure rosse. Anna Vice, ma pure voi dove sono ci rinde? Toto, ma capite? I surci, rinda a me, sono mariti miei e due figli miei. Chi le si potessero, se mangiassero mezza casa, Toto. ci crede. Toto, ma venite a casa, io muovo quando lo fa. Avete a sapere che marito Machille si faceva la partitella a carte, che fuori la trattoria, che prima era gestita da Bonanno, ma il padre Lorenzo, pace all'anima sua. Ah, fortuna, chiamamela così, volete che pure tenevo problemi di sorricillo, Toto, i danni era una figliolina e non sapeva che aveva fatto. Appena è parito, ma ti ha paura, ha scelto fuori e chiama, aiuto, qualcuno mi aiuta, tengo un sorricino. Scusa, dice Achille, ma facessimo pure un intervento. Achille, non disprezzare i presenti, era bello come mio suo. Achille era bello. Era troppo bello, tutto il marito mio. E sai, subito, e mi venite a fare un intervento, tutto. E caro dottore, un topolino oggi, un suricillo domani, non scetto nata la simpatia. Che ci siamo frequentati, ci siamo fidanzati, poi ci siamo sposati ed ora eccoci qua, con due figli, tutto. Brava donna Vicenza, è davvero una bella storiella. E ritenete fortunate che avete due figli che sono alla fine del mondo. Troppo bello. E specialmente le nucce. A già dice la verità, è tanto una bella voglione, graziosa, educata, gentile. Grazie. Che sta? Poi scusate se casci, che non lo che è passato. Fate attenzione che viene caffè. Dai, mi fate ora chi sto io. Su che schifo, buttare la vita fuori. Eh sì, mo faccio la pazzaiola. Nanni, però chi stai paccerito? Noi in casa non acchiappiamo la mamma, noi su fatto non lo risolviamo. Non farà che sei. Sai che mi fa? Sai, mi procura un bello mastricolo, così, pa!
e chiappammo tutto quanto imbarazzo. Però, come state venendo tranquilli, che pure se ci stesse qualche altro sorricino, di sicuro non esce. Abbiamo fatto queste 4 mura. Grazie tante, scusate il fastidio. Di niente. Ma voi guardate occasione. Tutta a me m'hanno capitato. Non la dice, ma di man. Fosse una femmina sporca. No. E voi sapete come mantengo lustro e pulito che la casarella. E proprio a me mi avevano a venire a trovare gli ospiti. Nanni, che ci volete fare? Noi ci abbiamo le ville a pian terreno e gli ospiti entrano più facilmente. Nanni, niente pure tanto tempo fa. Tanto era una figlioletta. A così conoscete a marito Maghino. Mamma, se venissero rindato me, come sto combinato? Rimanessero delusi. Non trovassero manco le pane. E invece di tanto meno ci trasano proprio. no. E lo sapete perché? Perché? Perché ci faccio pelo e contropelo. Ma lasciate pazienza, Nanni, e vedete che le cose presto si aggiusteranno. Dodo, non è fa la barba qua. Scusate, ma può parlare qui, mi sono scusato un cliente a Vieri. Sa Vieri. Insomma, donna Vicente, a quando ci capite? A domè ci hanno trovato dolce. Già, non sapevo che teneva l'albergo dei fate bene fratelli. Nanni, ne pochi pazienza. E vedete che Achille massisito a uno per pulezza tutto quanto. A così vi accalmate e state più tranquille. Nanni, immagini scusate di fare solo un po' puffo. Va a vedere che fino hanno fatto se no mia sonno non mangia. Buona aiuto. Iato, scusate il chiacchiere, ma Vicente. Isidoro? Potete uscire un momento fuori? Eccomi a voi! Oh, signor Marchese, buongiorno. Come amate queste parti? A che cosa possa esservi utile? Mi sono trovato da queste parti e ho pensato di farvici una capatina. Avete fatto bene. E anche per domandarvi del mio vestito. Oh. Prossimo all'anniversario di mamma ci sarà una grande festa, tutti ospiti di riguardo e ci terrei a indossarlo per quella data, capite? Signor Marchese, e questo che cos'è? Non ci sono problemi. Ci sto lavorando appunto adesso per consegnarvelo entro qualche giorno. Abbiate un po' di pazienza, non vi preoccupate. Ma Isidoro caro, ogni qualvolta vengo per chiederlo, voi mi rimandate indietro dicendo che si tratta di qualche giorno. Ma questo è meritato quasi un anno. E io sto sempre a prendere misure, una volta perché ingrasso, un'altra volta perché dimagrisco. Voi mi dovete dare una data precisa, in modo che io mi regolo. Non vorrei che ci devo ballare dentro quando sono pronto, oppure non mi posso muovere. Insomma, anzi, adesso che ci penso, volevo sempre domandarvi, ma voi la stoffa, prima di mettere in opera, la bagnate? Perché i vestiti precedenti, una volta portati in lavanderia, li ho dovuti appendere all'armadio perché o troppo corti o troppo stretti. Figuratevi che ce n'è qualcuno che si è schiattato su di dietro. Ma che questo che cos'è? Quello è un vestito, mica un'opera di Michelangelo. Io vi ripeto, ancora un po' di pazienza. Io sto su e questo è un periodo che tutti quanti vanno di freddo. Al vostro ci sto lavorando fino a tarda notte. Ma che capozzo per durare, visto in lui, e non vi preoccupare che per l'anniversario di mamma vostra il vestito sarà pronto. Mi raccomando, Certo, ma- fatemi fare una bella Non vi figura. preoccupate, ma chi? Quella mamma è conosciuta tutta Napoli e ci tiene tanto a questa festa. Sì. E anche perché vuole che io approfitti per trovare una femmina da sposare, non chiaramente una di quelle terra a terra. Anche se si trattasse di una straniera, non so, francese, inglese, americana, ma pure marocchina, che sia chiatta o che sia magra, basta che sia semplice e affettuosa. Io non sono più un giovanotto e mamma mi dice sempre e che aspetti a prendere moglie? E dice, beh, Adesso c'è l'età giusto e quella ha pure ragione. Ma se si do, io tengo 40 anni, voi. E se non lo faccio ora questo passo, quando se ne parla, anzi adesso che ci penso, voi che state in piazza, io? se vi trovasse un'occasione, ditevelo, ve ne sarei grato. Io sono sempre un nobile di sangue blu e la mia dote di qua a 100 anni non è da sottovalutare. Mamma mi lascia erediti tutti i suoi beni
Ah, faccio bicarbonate. Ma che voi lo state dicendo prima di mo? Certamente questo è un passo molto importante da fare. E con i tempi che corrono, uno bisogna che se ne riguardi bene. Specialmente un aristocratico come voi. Certamente io qua sto in piazza. E qua si sanno i guai e i piaceri di tutti quanti. Guardate un po', guardate. Solo i vostri guai non avevano raggiunto ancora il mio orecchio. Ma che? Ma mo è tutto chiaro. Ade, non vi preoccupate che appena avrò un'occasione ve lo farò sapere immediatamente. Allora ci conto? Sì signore, ma che? E mi farete sapere dove e quando ci sarà questo incontro? Me la vedo io, ma che? Non facciamo come con vestito. Vabbè, no, Va bene? Ade, non vi preoccupate, che voi siete miei rimarrete contento. Buona giornata. Prego, ma che? Nobile marchese Ottavio degli Angelis. Sapete, mamma è di sangue blu, è conosciuta da tutta Napoli. Qui, a chi si tenga una zitella in mano, che fa proprio al caso suo, mo perché? E sei tu? Ma che ne parlo solo, ma No, è che stavo valutando una certa situazione. E poi credo, attento capito mai parlare solo, ne? a me? Come no? Io quando sto a casa sai che faccio? Mi metto innanzi allo specchio, no? Ma guardo e mi dico, mamma, perché mi hai fatto così bello? E faccio così. Però che se non è una buona cosa, parlo tu, solo con lo specchio. E te l'ho fatto controllare un buon via, che sta Ma no, e tu mi fai mettere un'altra cosa in capo? Che Nandi, voi uscite? Era poco si mette tavola, che oggi non mangiate? No, devo uscire per un servizio urgente, ma torno subito. Anzi, oggi ho pensato, perché non vi fermate a pranzo da me? Voi siete solo con me, e solo perché la casa è tornata. E già, ho trovato che pasticchio. A così mi facete compagnia. Sembra se non vi dispiace. Mangiare a tavola con voi, per me questo è un onore. Allora facciamo così quando voi tornate. Inserro un negozio e vengo rindato buio. A più tardi. Madonna Santa. Oh. Buongiorno Totò! Buongiorno tu, vai in acca, ma è sempre presto, vai. Fermati un momento, che socializziamo un po', parliamo, dimmi qualcosa. Che so, c'è il lavoro, come va? Questo è un periodo che si lavora a pieno ritmo. Come vede, tengo poco tempo. Io sto tempo a casa a mangiare qualche cosa fuyendo. Che subito già torno un negozio, così non basta chiusendo. Tu invece chiudi la bancarella e se ne parli quattro un'altra volta. Tieni tutto il tempo e ti tengo a panulietta. Io invece, sapete che faccio? Devo aspettare il sabato pomeriggio e la domenica per mi tengo a panulietta. Ta già dice la verità, non vedo loro che bene rimane. Sto come una pazza! Te credo, è come se non te credo. Ma sta ammazzati a me, cerchite la coraggio. Non fa fatica, fa solo quello che ti aspetta. Tutto quello che fai chiuso non è mai compreso, è mai ricompensato. Questo tu dico con tutto il cuore, Lenuccia. Grazie tante, ma sai come uno si trova facendo e non ci pensa a tante cose, Totò. Senti, mo si è fatto tanto, tengo pure un po' per appetito. Mi pare che la mamma oggi ha cucinato di fa solo, ma che vedere? Solo? Favorisci con me. Ciao Totò. State buono. Ciao. State buono. No, ma io non ne ho visto, facciamo coraggio e mi dico, sì. Ti dico, senti, tu sei tanto una bella guagliona, sei molto simpatica, e fa che tempo che tu volevi dire, perché non ci conosciamo un po' meglio? Io mi sono innamorato di te. Sì, ma da rispondere, E credo tu, mo pure tu parlare solo, E stai valutando pure una cosa, vedi la combinazione. Hai visto tante volte? A proposito, tu, ma hai sta fanno un favore? Dici. Tu, Carluccia, Carlino Mustafa,
Boom, che lo chiamano quello americano. Precisamente. Sì. E beh, tu di sicuro lo trovo un bar all'angolo a Porta Capuana. Tu tanto parlare passa o no? Oh, E ci dice che Isidoro usato un mercato per cercare urgentemente. E che corresse subito qua. Ma raccomando, ma vieni giù, e sigarette ti, tutto a posto. Sì, ma c'è tutto a posto, spagnolette, tutto a Ora posto. stai senza pensiero, che io ho un conto sicuramente, non ti preoccupare. Va Stai bene. senza pensiero, stai senza pensiero. Ah, la vitaccia. Poi, se la fortuna ci assiste, pure io faccio cagnare sti porti, fanno schifo. La fortuna non ce l'era proprio. Andiamoci. Buongiorno, si trova. Buongiorno, si do. Saluta pure. Orlaghi, e che resta faccia peso? Eppure tu ci mi pare che si prende una funerale. Mamma mia, è come per venire. Già, ci vede nera. Ci lo a papà, ci hanno girato perché sta a maniera. Ah, volete sapere perché sta a venire? E tanto ci ho capito. Noi facciamo un mestiere e schiatta morto. Con la ditta cascone, che su vestito nero che ci prende muore. E la divisa che si usa per le onoranze funerarie. Ciro, quello Isidoro voleva dire nero, cioè stanchi, nervosi. Tu hai capito una cosa per un'altra. E beh, hai da sapere, la stamattina ci abbiamo avuto sosra Ambresi, perché esse ci abbiamo avuto la prima deposito per allestire la carrozza e pulire 4 cavalli, che pure sono neri. Poi l'abbiamo dovuto estremare con la spazzola di ferro e dopo fornuta. Ciro, taglia. E dopo fornuta. E pulizia i cavalli. Siamo partiti perché magari hanno morto un corso Vittorio Emanuele. Carrecanur! E che era una sacchetta di patane, ci tu, E noi sappiamo, mese che lo traffico da mo con 4 cavalli. Ci siamo visti a brutto. Ma oltre a te e tira a me siamo arrivati un po' a posto. E non male. Papà è sceso per mettere le 4 pernacce in capo ai cavalli, perché quelli fanno parte dei guarnamenti. Sì. Poi abbiamo aperto a 3, abbiamo tirato da 1 per portarla un po' a casa. Perché questo cliente è al terzo piano. E io già capito che tu è stata una faticata. Ma mica è la prima volta che facete questa tarantella, no? È una vita. E allora siamo scesi. Abbiamo posto un morto da carrozza. Siamo seduti a tavoletta, a schioccato la frusta e lentamente ci siamo muoviti. E meno male, hai da fornuto. Con tutto il seguito dei parenti. Insomma, il solito rituale. Isidoro, ma questo non è niente. Ma che dove è successo? Ma volete spiegare, sì o no? Isidoro, ci siamo accorti che i 4 pernacci in capo ai cavalli non ci stavano più, erano sparute. Ma tu ci pensi? 4 pernacce nuove, di penne di struzzo, in una autata roccia, si sono squagliati. Magari erano capelli e spine. Isidoro, ci siamo rimasti talmente male, anche perché noi non potevamo fare niente, perché stavamo in cammino e non potevamo manco scendere per gli altri uomini, o perlomeno per dimandare qualcuno che aveva fatto quest'atto miserabile, tu hai capito Isidoro? A me nessuno mi voleva la capa che questo è stato uno scherzo di qualche ragazzino. Lo penso anch'io. Certamente poco simpatico. Certamente. Ma dico io, Che dici? ma non era meglio che quei 4 pernacchi invece si rubavano? Ve ne facevano 4, quelli originali, quelli a lunga durata. E quali sono? Questo qua, oi. Isidoro. Isidoro, ma metti pure tu a pigliarci. Lo ridono Abbiamo poco. completato la giornata. Ci a papà, è un cenerino, che si torna una capa fresca. E poi, quando va la batteria, ma si mi fa scirione stavolta. Ma pigli pure questo. Vai, allora piglia te. Fatta pure. Lo ridono poco, non detto.
Vieni a capire. Che sta? Oggi abbiamo questo numero bancolotto, io a mangiare. facciamo una bella cinquina per Napoli. Ci ucammo 30 a carrozza tubana, 10 cavalli, 4 pannacchi neri, 47 morti e 70 a meraviglia. E come c'è questa meraviglia, ne? Come che c'entra? Loro sono rimasti per la piglia della scomparsa di 4 pannacchi, o no? Hai ragione. Mettici che un po' tu, Jacopo. Ok, ma la vedi? Fosse che sta vota buona. Tanto sì che potessimo organizzare una bella festa in questa piazzetta. Sì, hai proprio ragione. Ma così, pure potesse restare sta trattoria, che me ne vuole proprio chiusi, facesse un bancone nuovo, i scaffali tutti belli nuovi. Accattasse toaglie nuove, che queste sono fatte tutte vecchie, brutte. Una bella cucina, nuova e funzionale. E poi, cosa più importante, una bella serranda con la chiusura, perché la tengo sempre aperta la trattoria. E poi mi rifornisti tutta merce nuova, bella fresca, pimpante, di prima qualità, sì. Sono sicura che solo così potesse tenere pochi momenti in più. Ma che restaura la Cappella Sistina, Sì, do. ora tu stai ammazzando a me, tu devi fare beneficare un buon premio. Anzi, fammi questo piacere, e chissà che forza beneficendo a te, porta fortuna pure a me, a Teodoro Papiera, a Anna Vicenza, a Nannina. A proposito di Nannina, ora tu le domanda sempre una cosa, per oltre di colore, sai? Dimmi, adesso c'è. Ma fai i suricilla e escono proprio a rinda da te. Che lo logatino non trovano niente da mangiare, tutto sul legno fragile che tiene, non fanno rosicchia niente. Escono, oltrepassano la frontiera e vanno a rendere omaggio altrove. Sì, no, ma lei spara proprio grosso, non dicere proprio, perché se ci sei, me ne sarei accorta un sacco di tempo. Non ci mai trovato niente fuori posto che mi poteva fare impressionare. E che ci volevo trovare? Come che ci volevo trovare? Allora, tu logatino ci tiene, ma anche lui ci mangiare. E dove sta facendo tu per sproposito, non sa c'è. Il mobile c'è bello, giusto? E la maronna per come si ha da fare per far sciaurnare. Si donano, non dice manca per scherzo. La combustione combinata, mi fanno chiudere l'attività e poi la roba che metto per. Scusate, ma l'attività, ora, io sto paziando, è come da picciare Andres. Questo fatto usavamo soli e te. E poi, sinceramente, anche se ci stesse qualche topolino, a me non mi fanno specie, tu sai. Io sono diventato l'acchiappasolici del quartiere. Dimenticavo, l'acchiappasolici. E fino, ma che lei sta chiamando c'è? E fatti mettere una paura. Guarda qui, guardate qua fuori. Ma che uccide che sta mangiando? Ora, portaci un bicchiere d'acqua fresca, che questo sta morendo qua. Ti devo dire una cosa eccezionale. Che mi hai detto? Si fresca da prima, state tranquillo. Facci un bicchiere. Ti sei rinfrescato? Tutto a posto? È troppo freddo però. Carli, si sta avverando il fato. Si sta avverando il fato. Spiegati meglio, se non dici stufato. Ho fatto i soldi alla Sofia. Tu mi dicesti che se mi capitava un'occasione avevo una fanzura, siccome in questi ultimi tempi ti serviranno pochi fastidi. E tu, ma aspetta. Ma hai dato sposo per Sofia? Precisamente, bravissimo. Facimmo insurà col marchese Ottavio degli Angelis. Però che cosa? Però Carlia, ma su da buono fatto. Io già tengo in mente una mezza idea, però è di essere fatto così bene che noi dobbiamo dire l'utile al dilettevole. Io mi spiego meglio, Carlia, noi dobbiamo sì fare sulla storia da Sofia, ma allo stesso tempo. Però giù dalla parte andiamo. Allo stesso tempo, mi fa pure un sacco di risata. Un marchese non ti va a stare stravagante, se crede tutte cose. E la mamma, la marchesa Diana, per forza vuoi fanzurare, chi l'è venuto in casa mattina e mi ha pagato tutte cose. Tu che schifo, e che ha mangiato la pezza? No signore, Carlì, ma un pagato nel senso marito mi ha spiegato tutto. E parla meglio. Dicendomi, Isidò, io sono senza tante pretese, purché accontentiate mamma. Basta che una femmina pulita, anche se fosse straniera, anche nulla tenente, ma una femmina di casa, perché a morte la marchesa mamma diventerà erede di tutti i suoi beni, Carlino. No, perché che bene te? Che bene te? Carlino che è ricca assai.
Ma vogliamo prendere che ti spiego Ehi, tutto spiego fatto. per te cosa. Chi stava che auto stanno tramando quelle due? Una bestia canoscia. Chi le studio io una notte, andiamo a vedere a chi hanno sfrugulia. Sì, chi le massi si torta è una capa fresca. Si sente i murisi in una vendo qualche cosa. Proprio ragione. Isido, scusa un ritardo. Appena può viene vinto, come con la pasta ma ci metto i chiacchiere. 2 minuti, arrivo subito. Isiro, facciami fatto una bella canzone. Hai visto, no? Bellissima. Non ti preoccupare, io vado con solo. Ti regala a convincere e poi prima piazza appuntamento. E io ti faccio a preparare un tavolino e caffè. Poi ci dico adesso che mi provasse un bello tavolo con 4 seggi e qualcosa da bere giusto per dare nell'occhio. Ok. Mi raccomando, Vabbè, io mi pronto e poi. Vai, ci vediamo più tardi. Ore, Dimmi. io vado. Vai. Ore, favorite con noi. Ma Sisito! Vengo solo Cerinta! Signori, io mi chiamo Peppino Doricilla. Sì, è arrivato Francesco. La reggia, e sì signore, o padre Massarash, e sì signora, la mamma in baglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, che per sbaglio è nata qua. Donna Vice, scusa, ma quando vado a dire? Vi ripeto che questo modo di spandere i patti non è cosa giusta. E spanitina da maneruia? Ma secondo voi vi pare bello che io un'attività che tengo c'è da questa roba nella trattoria? I clienti che vengono qua stasera e ammirano questo panorama, camicie, mutande, casettine, tutta roba nera! Ora è tutta roba nera, ma è pulita addoor! Vedi com'è pulito! I clienti che vengono qua stasera, che quando pensavo? E già che le 2 o 3 volte con marito vostro vengono qua, questo di quella maniera, danno una brutta impressione. È a buia! Poi ci mettete pure questi panni a pisa. A volte ci vanno solo i ciuri e se mi sta rendendo Campusanta. Ora è fernuta? Ci fernuta. Prima di tutto, buongiorno. Buongiorno. E facciamo la rosa. Tu stanotte sicuramente non avrai un modo buono, eh? No, c'è un modo buono. No, tu non hai un modo buono, ma te volessi via con me, è vero? è vero. Ma mettete rendi i panni miei. Io non tengo manco una finestra per piano poco raro. Chi stui? Vieni a vedere. Chi stu qua? È l'unico posto a rossa stanno lenzi su. È proprio una trattoria. Se chi lo posso che già fai? Tu capi pure come stiamo combinati con 3 loro e 4. C'è chi mi compiatene poco. Per quanto riguarda un nero, tu non ti impressionare. Ormai lo sapano tutto quanto. Che marito e figli mi ci luzza. Lavorano per una ditta di tutto rispetto. Ora, è un lavoro come tutti gli altri. Perciò tu ti hai rassegnato. Io capisco. Ma di non c'è la bicicletta che vengono qua, che sta setta per se ne infrescare un po'. Loro che non vanno mai a sapere la situazione vostra. Uè, io ci ho fatto caso, che ogni volta spandete questi bandieri, per me è una giornata nera. Perché per me si asciutta i panni. Ma io non lo dico solo per me. Qua, in mezzo a questa piazzetta, c'è stato Toro Barbieri, Isidoro Sarto. Guardatene poco! Non parlano, loro parlate proprio voglio voi. parlare io? No, non hai da parlare, No. perché allora non ci sentite manco dice mai una parola. Voi, ora trovate sempre un pilarino all'uovo. Una vice, scusate, ma mo perché ci avevamo appiccicato? Lo sapete voi perché voi volete appiccicare? Noi ce ne conosciamo una vita. Non ti sopportate la vita. Noi dobbiamo trovare un punto di incontro. Qual è sto punto? Voi dico, che so, se voi sti panni spandissero a sera tardi o a notte, tutte queste discussioni non ci sarebbero. Sentite a me, spandite di notte e non se ne parli più. Bene, in tutta la collettività della piazzetta. Vedete, ognuno di noi deve lavorare e il nero porta male. Che sacci, la prossima volta perché non può spandere un giallo, un rosso, un verde? È un buonazzo, signore! Io mi stendo l'arcobaleno! Ma voi, va bella faccia vostra! E che ne parliamo a fa?
Ora, sentite, mi sono sfastidiati, ma appiccicato con voi. Ma urite, ma mai tutti i bancarelli, però non andavo da scopo che mi serve più e vi prometto che questo servizio faccia a noi. Va bene. Ma guai a voi! Se vi permettete ancora di dire qualche cosa, io vi scippo che sto 4.000 in capo! Mo sì, carracci mamma. E vi ringrazio tanto. Vi ringrazio tanto di questa cortesia, anche a nome degli altri amici della piazzetta. Prego tanto, con permesso. Ma si do, venite un momento, tengo sticerindo. Nanni, sono a voi! Io mi amo bene! Toto, vi state prendendo una boccata d'aria? Certamente, non avvici. E si può stare sempre chiuso a ride. Bisogna anche distrarsi un po', specialmente quando è un lavoro di applicazione come il mio. Bisogna anche sgranchire un po' con le gambe, o se no che ne sa trofisione e la roba va a sciogliere, va. Non ci vuoi, ci vorrebbe una buona mano e te li sappia massaggiare. Mamma mia, e come parlate bello, Toto! Le vostre parole mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Toto, mi sono venuti i brividi per tutto il corpo! Andavi c'è triste un fuoco di Sant'Antonio, allora. Ma che fuoco! A quest'età vengono le vampate, gli sbolloni! Toto, un fuoco! E non preoccupate, che l'estinto noi. Noi siamo attrezzati per ogni evenienza, siamo attrezzati. Toto, ma verità, che ma sentire l'estinto là che fa? Andiamo a sentire. Che pace! Qui non si sente niente, non si sente. Ma dell'applicazione? Questi topolini sono diventati mansueti, tranquilli. No, non è cresciuto niente! Te ne va a venire. Andiamo che paga pure! Isino! E chi sarei giù? Te trovo! E mo chiamalo! Isino! Carli! Ma che scambri giù! giù! Ma tu non hai sito? Tu stai giù, la cagliata appartamento. Ti stai svegliando? Sta facendo un pronto intervento di la vedo. Come stiamo bene? Non ti preoccupare, io mi aspetto qua e aspetto, io andavo lì. Aspetta! Carli, se quella è una cosa urgente, come è tu sai che può fare? Va là, tu le chiamalo, che questo loco ti fa fare no? Metti da casa là e mo va là, Isino! La faccia, mi scuole Un momento! che sta facendo? Esco subito! Chi sarà che sta facendo? La fiasco. Ah, sì, tu Come stai bene allora? scusa, mi sa, ma se facendo un usore cinta da vedo. Ti facendo sole, tutte stanno mangiando i suri, sono guarda là, com'è bello, lavate sta faccia, come ti capisco, tutte scuse buone. Ma si do, sai dove è l'indosso menato? Poi, e che sono insinuazioni? A me mi pare che state capendo fischio per fiasco. Voi vi dovete figurare che nella vita non bisogna solo ricevere, no? Bisogna anche dare. Io do. Io do. Ti si do. Tieni la faccia che ne di proposta. Quanto prendi tu specchio? No, tu fatti il tuo specchio come sta bene, ma vieni in volto. E non tutti i segni vengono per nuocere. E questi sono i segni del ringraziamento. Amen. Ma guarda, Io non si vede come fa la vita. Scusa, lo so. Eccolo sempre là. Non ti preoccupare, ci scopriamo, vediamo cazzo. Non ti preoccupare. Eccolo giù. Galli, prova Galli. Allora, che hai fatto? Ti sei messo d'accordo con sorda, lei convinta? Non ti preoccupare, ti fai capire la situazione. Benissimo. Ci ha detto come state comportato, non ti preoccupare, se mi siete in mano a me. Allora sì, sei messo in mano tu, siamo proprio a posto. Poi cerca di inventarti qualcosa di positivo, perché alla fine dei conti un marchese può o non può, sa da convincere a senso Non ti passione. preoccupare,
no, tengo il tuo programma qua in capo, in ce la vedi. Ma tu quando pensi che mi incontrare questo marchese? Pure subito, Carli, io ho tempo che lo faccio chiamare. Chillo, come sento l'invito? Oh, così si può. Malissimo. E tu lo faccio trovare a casa, ora un negozio mio. Mo ci dica Oreste che mi ha prontato su un bello tavolino con 4 seggi. Non ti preoccupare. Qua ci sarà l'incontro e qua c'hai ma fallare per il rosato, Carli. Poi facciamo il bello serpente. Poi ci a quasi- preparare, ti faccio pulire. Vai. Ma raccomando, Oreste, esci un minuto che ti già chiedo un favore. Un attimo, Isidoro, su squadra la pasta. Andres. Dimmi, Isidoro, che è successo? Ore, sì. Dimmi. Ma sta fanno favore. Tengo degli ospiti di riguardo. va. Ma sta per mettere un tavolino con 4 seggi qua fuori a tu, io. Ma stanno come, nelle mie Isidoro? mosse. Ma come, Isidoro? Io ho una trattoria a disposizione catena. Ti vai a portarlo da fuori. E non mi sembra una cosa tanto bella, Ore, e ta gente che è un incontro molto particolare, deve essere molto riservato. Fammi questo favore e poi non ti preoccupare. O fatti di consumare qualche bibita, non ci saranno problemi. Va bene. Quando si tratta di fare un favore a un amico, sempre a disposizione. Allora non me lo fa pure. Quando vedranno? Oh, subito? Sì, pure subito. O tempo che chiude un negozio e va che chiamo Marchese degli Angelis, tu lo conosci? Oh, no? come chi è che non lo conosci? Personaggio di tutto rispetto. Sì. Chissà da venire qua. Sì. Oh. E con molta probabilità a approntato pure un bello matrimonio. Oh. Questo è un fatto nuovo. Perciò stamattina sto venendo certe bambine. E sto sicuro che ci facciamo pure due risate pensando a personaggi. E forse non ti sbagli. Poi, primo va, che tanto chi abita a due palazzi a Trieste. Sì. Va che venga. Hai proprio ragione. Sta proprio qua a sinistra, o a destra, vai. Vabbè. Carmela. Se quando la vedo non ci sta mai. Carmela. Sì. Ma che fai, mangi? Sì, andiamo a preparare un tavolo qua fuori. Ora tu si toglie, un tavolo con 4 seggi. Mo subito, dai. Vabbè, ma Vai. Totò, esci un attimo, dai, dici una cosa. Puoi vedere, ora? Raccavi. Ma tu hai sentito? che si fa Isidoro usato? A combinare una dressa con Calina Mustafa. Ma andare come andare a fare per fare sposo marchese? Ora, io già l'avevo pensato, dai, quando mi hanno mandato a chiamare con urgenza. E mi sono detto fra me, che se due non mi ha contenuto, basta contratto e qualcosa stanno tramando. Sì, E non mi sono sbagliato. Sì, perché io penso che Isidoro, no? Può far conoscere a sto marchese degli Angelis, a Sofia, a sorella Carlina. Perché non mi ricordo tempo fa, mentre stiamo parlando, a certe volte sto fatto che sta Sofia era diventata insopportabile perché era sprucciata, nervosa, e allora sai come per mancare. Oggi capito. Ma che se si mettono d'accordo, chi lo marchese ha denaro, sta buono piazzato. Uno sta piazzato a soldi, l'altro sta piazzato a ragione. Guarda, scusatemi un momento, io sto scendendo perché tengo un parese per ce l'hai a fare. Se avesse venuto qualcuno che per spimi, voi ci dicete che subito torna? Capisce, ridere un ambresse, però si vuole trovare lo spettacolo. Perché chi l'ha dato poi che c'è un numero. E che si tratta? Ma non mi riuscite che si tratta ancora di Isidoro e di Suricil, perché ormai ho fatto è vecchio, Signore, io quando riguarda Isidoro e Suricil, io oramai ho pure se è tutto. Ma c'è dito? La novità è un'altra. Fra poco qui si appronterà un nuovo matrimonio, quello tra Renzo e Lucia. E chi conosce? Fanno parte del quartiere nostro. No, ma è conosciuto. Non avvice, ma vi conviene di andarvene, se no fate tardi, vi perdete lo spettacolo. No, e allora va, ma io la trattenina, poi che tu torna con gente, ma che lei mi fa perdere troppo tempo? Io va che subito torno, sì, perché a me mi piacciono i film a colore. Buona giornata! Ti piace dei film a colore? Vieni da me, non sai come può fare. Noi adesso dobbiamo tornare ai nostri posti di lavoro e andiamo a fare come se niente avesse successo, capito? Tu la ridi e io la verità là, capito? Io rimarrò. Prego, Marchì.
accomodatevi, saranno qui a momenti, non dovrebbero tardare. Però voi dovete stare sciolti e sereni. E non vi preoccupate, sarà un giorno felice per voi. Vi ringrazio. Ma che però la città è sta sciolta, Sapete, per me è un evento molto importante, non ci sono abituato. Mi fa un certo effetto. Marchi, in questi casi l'effetto lo fa tutti quanti, pure a me. Ma noi però siamo grossi e dobbiamo superarli. Ma voi la conoscete? Come vi sembra? Come vi sembra? Che dite? È una donna affidabile? Marchi, ditemi qualcosa. O fatti essere affidabile, è affidabilissimo, non ci sono problemi. Vedete, io credo che quello che conta è l'impatto. Ecco Marchi, se noi riusciamo ad ammortizzare l'impatto, voi vi sposate. Quindi voi dite che è l'impatto? Sì, Marchi, l'impatto, come si dice Marchi? Amore a prima vista. Ecco, se voi sentite il brivido, o fatto e fatto. Ci capite, se non muore freddo, fatto e fatto. Non vi preoccupate, Marchi, io sono vicino a voi e vi do una mano, State tranquilli. Salam alaikum. Salam. Ma che salam? Salam? Salam che sì. Prego, accomodiamoci. Perché prego. Dunque, Marchi, questo è lo sceicco Mustafa Abdullah e questa è la sua delicatissima figlioletta. Sì, sarà chissà. Sarà chissà, sarà sta luna piena, la luce dell'ancora. Sarà chissà, sarà forza l'amore. Scusate, Marchi, volevo rompere il ghiaccio. Dunque, Marchi, adesso domando allo sceicco se acconsente questo matrimonio. L'impatto come è stato? Avete sentito il brivido? Sono un pezzo di ghiaccio. Benissimo, tutto va gonfie vele. Ma che stanno, mi so male. Mustafa, Prego. voi che dite? Lo sceicco è disposto a prendere in moglie la vostra delicatissima figlioletta, siete d'accordo? Io credo che questo è possibile. Adesso Dio deve dare, sarà chissà. Se lei parla così, io penso possiamo. Momento. Marchi. Ok. Mia figlia dice Marchese buono. Fare questo sposato. Avete sentito? Ma che siete d'accordo? Per me va bene. Ottimo! Ma francamente io non so niente di questa donna. Vorrei sapere un po' di più cosa sa fare, quale lingua parla, se è disponibile subito. Insomma, io a mamma cosa le dico? Vabbè, Marchi, poi c'ho una domanda. Mustafa, il marchese vuole sapere, sarà cosa sapere fare, quale lingua parlare, con lui dove andare a vivere. No problema. Non problema, Marchese. No problema. Non problema. Mia figlia sapere fare tutto. Ballare poco, ma sapere fare tutto. Perfetto, Marchese. Vivere uguale tu. A Napoli, a Cecca, mio palazzo grande per sposi. Devo vivere qua per me stesso. Momento. Cosa dici? Ok, mia figlia adesso vuole dimostrare tutta la sua felicità. Adesso lei fa tanto per il Marchese, vuole dimostrare la sua disposizione. Voi cosa dite? Marchese, avete sentito? Questa figliola vi vuole fare una breve danza orientale come augurio di questo incontro. Sapete, è usanza nel loro paese, a Kagacek, danzare per il futuro sposo. E come si dice, è come un segno di approvazione. Voi che cosa dite? Se si tratta di una prova d'amore, va bene, accetto. E allora si denovi alle danze!
Come avete potuto constatare, e qua ci stanno tutti i requisiti per dare una risposta positiva. A voi l'ultima parola. Ma Sisidò, sono rimasto senza parole. Chi la sa che ha parlato? Tutto è stato così bello. Avete visto? Ma devo aggiungere che io proporrei di fare un incontro e invitare a casa mia. Solo col consenso di mamma io posso fare questo passo. Marché, facete una cosa, queste sono occasioni da non perdere, qua ci sta in ballo uno sceicco. Facete, pigliate per le stesse voi e vi portate a casa vostra, così ci facete conoscere a mamma. Sapete, le cose a lungo non riescono mai bene. Volete che ce lo dica? Mi affido a voi. Bene. Mustafa, Prego. voi e vostra figlia Sara dovete seguire il marchese, perché lui portare a casa sua a conoscere mamma, capisci? Mamma. Vabbè, sei mamma. E allora facite presto, se no qua si raffredda l'atmosfera. Va bene. Dunque, Marchese, sono pronti a seguirvi, mi raccomando, però calma e facetemi sapere come io. Sapete, non volesse stare con le spine. Speriamo bene. Sì. Quella mamma tiene sulla me. Adesso proviamo, tutto è l'impatto. Preciso, tutto è l'impatto, ci vuole essere qua, ma chi se ne impatta? Vedete che sei venuto di combina Carlina e come ha cominciato la sua Sofia? Io vedo bella ad ancora venire. Pensatemi che si presentano in coppa da mattina, si cominciate che la maniera, sicuro pigliano un figlio per pazzo, prende che la maschera. E se no, che ne so, Marchese scopre sta cosa, che le con te sanno a pigliare? Scusate, chi le sta vista mi domanda se trovo qualche occasione, ma tanto pregate, io la ci accontentato. Poi, isso voleva una femmina, e io una femmina esagerata. Ma io tanto già sono d'accordo con Carlina, che si vede malata, poi io già sapevo come se la attacci. E si ma come ti è venuto in capo di mettere addosso un broglio? Nanni, un tipo come un marchese, con un soggetto kill, non si può resistere, chi lo vede si può insulare. E io poi da roba, già sono d'accordo con Carlina, che tanto mi fa che mi fa sistemare suo figlio. Ma poi scusate, voi mi conoscete, io sono sempre stato un tipo pazzaglione, mi sono sempre piaciuto le cose tutte imbrugliate. E con una spalla come Carlino, scusate, come si può resistere a certe tentazioni, Che sia vero, che la vita è già diventata pesante. Si parla solo di guai e malattie. Poi, quando parliamo in questa piazzetta, si pensa solo a fare qua. Tutti i giorni sono tutto quanto uguale, sempre le stesse facce. Quando dice, mi piace gol, io faccio tanto per ragionare, che il marito è un figlio vostro per essere nero, e che se l'abbiamo capito. Ma passa il caffè fuori una volta, 2 volte, 3 volte un giorno, e questo non è tanto bello, sapete, i miei portano guai, malattie, non da retta. Ma ora che alla fine dei conti forse la colpa fosse a chi le cinque. Che le si potessero essere in nata male, ma che non facesse. Sì, ma se ci fosse un po' di armonia e movimento in più in questa piazzetta, non sarebbe male. Ma chi lo sa, che quando passano per la via, la gente, i guardano i traversi, ora, se non fosse visitore, che ci mandano in alleria, noi avessimo voglia di Che sia vero, io ci riceviamo, se mi faccio una risata qua lo devo esitore, noi ci scambiamo opinioni, ragionamenti, ci trattiamo da veri amici. Siete diventata una persona importante. Quando ci capite, voi alleviate tutti i malumori del quartiere. Solo io vi opprimo sempre per quanto riguarda i vostri piccoli interventi. Ma vita scusa, ma senza voi non sapesse proprio come fare. Kill, gli animalucci che tengo vita fanno impressionare tutto quanto. Nanni, per me questo è un onore. Voi siete una persona squisitissima e meritate la simpatia di tutti noi. Sì, no. Sta qua, amico. Dai, sta. Che è successo? Perché sta facendo le mosse. Lei ci ha passato che lei non era combinato. È diventata pagina pazza. E noi parliamo con qualche si sta. C'è mancato poco a buscare. E non dico gli urli. Sto facendo la gente a coppa tutti i balconi. Che lo pulire, se lo devi spiegare. Ma che la pazza ce ne devo dire? Niente. Mamma mia, ma che mi dicevi? La Marchesa degli Angelis, conosciuta da Napoli, devo subire questi affronti proprio qui, a casa mia. Hai capito?
così! Vergognati, tu vergognati! Dove è finito il tuo sangue blu? Sangue blu? Ma a questo punto io sto facendo impressionato! Oh, Guardavo torno, lo stesso sangue buttato! io voglio cercare lo sangue. E l'hai trovato? Niente, manca la doccia, niente! A questo punto che fa? Sta dato un figlierino e ci ha chiuso la porta in faccia, capito? Arrivederci al matrimonio! Suo figlio, spaventato, si è fiutato a casa! E siamo subito che a te dice, perché era un dovere fartelo sapere. Ma poi come mi fa? Mi passa la seconda fase con policia? Carlì, tu lo sapevi la verità? Io questo fallimento me l'aspettavo. Tu mi dicesti sì che ti trasformavi in un personaggio strano ma molto convincente. Carli, tu mi hai spaventato prima a me. E ringrazio alla mia buona fantasia ci metterò una vezza alla coppa, sai? Ma su Marchese, senza mamma, non muovono passo. Ora ci hai aspettato solo che prima venire qui. E speriamo che viene calma, o se no cavaci i miei numeri. Carli, Sì. sai che puoi fare? Vai a casa e cerchi di studiare buono l'altro personaggio. Però fai in modo che sia alla portata della Marchese, o se no lui stavolta a casa, suo figlio la pardim. No, povero voglio! Povera voglio. Ma raccomando, vai e alla mia chiamata trova di pronto. Allora io vado a trasformarmi e torno là dopo. Avete sentito anche voi? Abbiamo a che fare col mago di Nisi, si fa trasformare. Ma vado con Chielo mi aiutami tu. Uè, mo ci hai aspettato solo perché viene un marchese che per completare questa giornata. Però io mi sono divertito e voi? È stato proprio uno spasso! Mo se ci vogliamo fare una due risate, dobbiamo tornare tutti quanti ai propri posti di lavoro. Perciò tu, e pure tu Are, e pure tu Anna Ricè, e pure tu Nanni. La siete venerdì, perché se ci vogliamo fare una quattro risate, quando viene qua, devi avere l'impressione di un'atmosfera tranquilla, come se non fosse successo niente. Sì, è proprio. Piano, la siete lì. La siamo lì. Assistitore? Uscite un momento, prego. Ah, siete voi, perché? E come mai già state qua? Ma assistitore, dopo quante, mi dovete scusare, ma dopo quanto è successo il mio dovere informarmi riguardo al matrimonio, quella mamma non ha voluto sentire ragione. Niente. Io ho provato in tutti i modi di persuaderla, non mi ha dato tempo di aprire bocca. A dire la verità non l'ho mai vista tirata come questa volta. Allora, signor Marchè, come state parlando voi, abbiamo fatto cilecca. E ora che figura ci faccio io come Mustafa? Quella al suo paese, a Cagacec, gli sceicchi non si possono offendere, Marchè. Quelli sono capaci di fare guerra, di far valere le loro scimitarle. Mamma mia, ma voi che? Se voi volete vado a chiedere scusi io personalmente. No, adesso sarà ancora molto presto, io sarà ancora tutto attirato. Cercherò io con le buone maniere a capacità. Vuol dire che prenderò un appuntamento e gli porterò le vostre scuse. Sperando che non mi tagli la testa con la sua affilata spada, perché va a finire di conto. Io una sola capa dentro. Sono molto mortificato. Mamma, vedendolo uscire così all'improvviso, vestito in quella maniera, non ha avuto l'impatto che noi speravamo. Mamma no, ma io stavo bravuto però. Vabbè, Marchè, adesso è andato come è andata. Ma voi avete ancora fiducia in me? È sempre l'intenzione di maritarvi? Certo, sì. Fatemi pensare un attimo. Marchè, ma oggi che giorno è? È sabato. Sì, oggi. Proprio oggi, sì, il sabato. Qui alla trattoria d'Oreste viene un mio carissimo amico, ma che è vissuto tanti anni in America, dove lì ha fatto fortuna, si è sposato e ha avuto anche una bambina. Poi tutto è cambiato dopo la morte della moglie Jessica. Allora si sono messe tutte le cose contro e ha pensato di tornarsene qui a Napoli per passare il resto della sua vita. Il mio amico mi disse pure che ormai la figlia stava in età da matrimonio. Marchè, voi che dite? Vogliamo cogliere quest'altra occasione? E cogliamo questo. Benissimo, però statemi a sentire. Per prima cosa, andate a casa e convincete vostra madre a venire qua di persona, così da rendersi conto. Nel frattempo io resterò qui alla trattoria d'Oreste
per cercare di convincere il mio amico a stare qui per questo incontro. Mi raccomando, Marchè, con calma, convincete a mamma e tornate. Va bene? Va bene, Marcisitore. Ho capito che voi questa cosa, voi l'avete presa a cuore e mi credo sulla parola. Benissimo. Adesso farò proprio come voi mi avete consigliato. Benissimo. Speriamo all'impatto. Speriamo sempre all'impatto. Prego, Marchè, vi accompagno con Dolomina. Poi, io a su Marchese non lo capisco proprio. A It che ha notato tutta la mia fiducia. Ah, un poco sente via di grotta, cangò, poi... Se poveri, sempre a vedere se ci sono delle novità. È permesso? Si può? O sta sotto la rinda? E che sono su novità? So cosa dice di questa? Isidoro, stai calmo. E non vedi che sto scherzando. Andiamo, non te la piglio io. Volevo sapere solo se c'erano delle novità per quanto riguarda il Marchese. Ah, Totò, mo dai sta spiega tutto il programma e sa che manifesta. Trasi te ne rinde che un poco lo vedrai con i tuoi stessi occhi. Va, trasi rinde. Trasi te ne rinde tu. E là un po' quando passa le lucciole qua fuori. Ya, c'è chi a poco. Qui, buongiorno Lenu! Ah, buongiorno Totò! Finalmente è venuta la settimana! Sono proprio contenta! Non volevo l'ora che passava! Ah, hai ragione! E non volevo l'ora di venire! E infatti, fa una cosa, assiete da qua 2 minuti, che ti ha già parlato. E dimmi Totò! Lenu, questa è una cosa che tu lo dici da qualche tempo, Aspetta però, di che si tratta? Di che si tratta? Dunque, si tratta... Si tratta? Si tratta... Se ne vedo i denti ricappolati stamattina, che hit! Parla forte, quando senti! E non tagliamo la testa a tu. Tagliamola! Ma sono innamorato di te. Sulla scena con te, sì, sullo stando con te. Ma venisse con coraggio di dire certe cose. Che in questa piazzetta mi vengono difficili. Totò, ma già diciamo la verità. Tu pure a me mi sei simpatica. Vai a tenere un po' di pazienza. Mo vedi che rimane che è domenica. Io pomeriggio sto libero. Ma vado a fare la solita camminata che il compagno mio è litorale e qua vicino. Ma a formica ci incontriamo. Ci incontriamo, lei non ci incontriamo. Dammi questa opportunità di parlare seriamente. Ma vogliamo prima, parlare tutto il possibile. Però se andiamo si è fatta tardi, già trasferendo perché sennò mamma alluca. E non fa che la faccio, ma fanno morta, da città che sulla paga di pazienza, fatta buona. Sì. Ciao. State buono. State buono, la luce. Tutto onesto, ok, oggi molto appetito, to be ancora più, ancora molto. Oh, please, sit down, please. Aspettate qua. Ok. Isidoro, non sta. We can't stava dentro. Come si è combinate? Eppure tu sapevi! Proprio originali! Per completare, ci voleva pure la banderella, Io credo che oggi sarà molto perfetto. Oggi tutto dipende da te, E a parlare sull'immagine convinta, e a parlare. E ci ha detto tutto che Carlino ti ha suggerito. E poi non ti preoccupare, stiamo noi vicino a te e ti diamo una mano. Non ti scordare. Parla, e a parlare assai. Che stiamo muovendo pure la mamma, stiamoci accorti a quello che ha deciso. Mi raccomando, Pure tu Carlino. Non ti preoccupare. Ora, può portare una seggia, per cortesia. Stanno venendo, quando è? E ci ha girato appuntamento. Sto bilancio. Prego, accomodatevi. Prego. Carl, Sofia, il marchese Ottavio degli Angelis e la madre, la signora Diana. Onorato. Piacere, hai varietti? Questo è un pensierino per lei. Oh, questi
Sono proprio i flowers che piacciono a me. Ok, John? Sofia, o Marchese si chiama Ottavio, no John? Ok, Ottavio. Prendete aperitivi? Sì, grazie. Sì. Voi americani, quale stato state? Noi state parecchio tempo a Texas, ok? La signorina, sua figlia? Yes, mia cara figlia Sofia. La signora vostra moglie? Oh, mia povera Jessica. Lei mi è voluta quando piccola baby Sofia. Adesso io ho lasciato Texas per venire qui a Napoli. È nato qui e morire qui. Mia figlia è nata a Texas, original America. Yes. I'm original America. Però Naples molto buono. Spaghetti, pizza capo, marò, pesce fritto. E baccalà a setta. A me piace molto uomini in Naples, molto sentimentali. Io ho detto a mio papà, io qui sposare, io qui fare molti baby. Aria, ok. Mare, ok. Sole, Ok. E voi sposato? No, non ancora. Io cercare moglie. Voi molto simpatica. Mamma, che dite? È proprio una simpaticona. Sì, Ottavio, io credo che con questa donna ci si può fare un pensiero, perché è proprio da positiva. Signora Marchè, questa è molto positiva. Se io positiva, anche lui positivo. Casim tutto positivo. E allora che cosa si aspetta, signora Marchesa? A voi il consenso per far uscire insieme questi due piccioncini, così da conoscere i loro caratteri, Io carattere buono, molto buono ed affettuoso. Questa coppia io credo buona riescita. Piate per un ne pana. Sì, anche io credere buona riescita. E l'augello si accocchiano in cielo e i cristiani si accocchiano in terra. E dunque io proporrei di fare un brindisi a questa coppia e a tutti i presenti. Grazie. Su, alziamo i calici e diciamo tutti in coro auguri per un felice e presto matrimonio. Auguri! Scusate, ma che ne so questo? Ma voi mi siete in una pubblica piazza, combinati in questa maniera dove si sta facendo un matrimonio tra questi due giovani. Dici tu, mi dispiace di te, tu sai che è l'ora di pranzo, e noi abbiamo pure mangiare un curso, no? Hai capito, ma voi già combinati in questa maniera facete un po' impressione. Oggi addirittura vi siete combinati qua con la ghirlanda in capo. Ma volessimo portare pure una cascia di morte che facevano un funerale. Dici tu, quando mi hanno rubato le cose là, come si chiamano? Le pernacce. Le pernacce a capo ai cavalli, io non dormo più tranquillo. Che ci fa? Potevi mai lasciare sti sciura così bella in da carrozza? Con il pensiero che sa essere una rubata. Dici tu, oggi si fa per tutte cose. Una poca pazienza, poi io giro, ci mangiamo una morsa e subito scendiamo. Poi sai che facciamo? E poggiamo fuori la porta, ok? Faccio anzi, già che ci sei, ci dai pure un'occhia. Non si può mai sapere, con un matrimonio in vista, e i ciuri fanno sempre cola. Ma se ciuri già vedete le gambe sante, allora. Facete una cosa, portate a vellerino proprio voi, o se no mi facete fallire un matrimonio, andiamo a bello frate, Ma io vedete un po' la miseria, uno sta a casa solo, e manco per stare tranquillo. Ci ruba a papà, andiamo a cenere che le si torna già manna il posito, non volesse portare il culo con un papà a coscienza. E a marito, Oh Naghi, e giura! Scusate, mi sa, ma a volte, come si dice, i funerali portano bene. Sì, no, bello non bene, tu ti scherzi molto, te non va mannaggia. Ecco, già fai io. Mi sembra giusto! Come? Voi avete un funerale in piazzetta! Di mio figlio qua, di fronte alla casa del defunto! Mamma, stai calma, No, questo è troppo! È troppo! Ma io! Ma che si giura, voi? No, Signora Marchè,
Ma questo è un equivoco. Questa che vedete è la casa di quei due sciattamorti che avete visto poc'anzi. E che cosa ci posso fare io se abitano qua, ne? Oh, è troppo! È troppo! Show! Mamma, non perdiamo altro tempo, andiamo. Andate. Gli ospiti verranno a casa nostra e là continueremo il discorso lasciato. Cam, siete benvenuti assieme a Sofia. Isidoro, se ci volete onorare la nostra visita, noi vi aspettiamo con A piacere. casa vostra, si scema. Noi parlare di sposare, io molto contento. Anche io molto contenta di parlare di sposare. Anch'io contento di parlare. Isidoro, il capo che facci per fame, quello come mi fa? Carli, stiamo a sentire a me. Cercami di puntare sul matrimonio, che poi compagnia ci sta sempre dentro. Ma va, e mi raccomando, non combinate una tua, che stavolta a casa mi fate. Vai, yada Andres. Mangia una roba, yada. Vuoi andare a casa di Marchetti? goodbye. Yada. Arrivederci! Show! Lo faccio pure io! I due clienti tenevo sabato e l'ho già perso. Allora io ero, quando riguardo a Vicenza, che un gli porta male. No, io ci credo, sono quelle due, che ogni volta passano il caffè, portano male tempo a presa. Ora non ti appiccia subito. Tu ringrazia, tu prega che cosa non cogli, che non combina la tua, perché se ci sarà un matrimonio, che fuori ci saranno i festeggiamenti. E poi tutto si metterà per il verso giusto. Eppure hai ragione. A proposito, ma dei biglietti di Giugas ne sapete più niente? Ci mandato a Carmela a controllare, se sta a un momento. Vabbè, fammi sapere tu qualcosa. Vabbè. Isidoro, uscite fuori, ma stai presto, tengo due secondi. Vengo subito! Oh mia! Ora, sto facendo 5 minuti! Abbiamo preso 4, 10, 30, 47 e 70! Che dite non c'è sta l'usorice, c'è sta la zoccola! Zoccola, mi chiaro. Ci piace mangiare. Salti in bocca alla romana, melanzane alla parmigiana. A noi ci piace mangiare. Cotoletta alla milanese. Volete favorire? Sì. Prego. Guardate. Vi visto come è cagnata la piazzetta? Ci voleva proprio sta vincita. Guardate, si riconosce più. È favorito. Come tocca fare? Marchese, guardate qua, vi ho portato un bel rosso di Gragnano. Questo qua è piemontese doc. Assaggiate. Anzi, Gragnano è piemontese doc. Cavaliere. Assaggiate. Un momento. Assaggiate, sono ansioso, cavaliere. Un momento. Aggiarisce che ho colore è un rosso rubine. Ma io sapore. Assaggiate, vediamo. Ora, complimenti. È rimasto un po' in canto, però... Oh, cavaliere. Ma ditemi una cosa, questa pietanza è di vostro gradimento? Senti, per me è buona, ottima. Dico come un caffè che mi era dato l'ultima volta. Cavaliere, non ci pensate un caffè, assaggiatelo. No, la vista è buona, è buona. Anzi, sai che ha già fatto? Ha già fatto un po' di propaganda invitando alcuni miei amici. Grazie, cavaliere. Io vi ringrazio tanto, sapete, mi sono risvegliato dal coma. E questo lo devo soprattutto alla divina provvidenza. Sapete, ho dovuto prendere una decisione, sapendo i tempi che corrono. E ci pensate tra me e me, o miglioro tutto l'andazzo, o meglio giuro bottega definitivamente. Cavaliere, secondo voi cosa ho fatto? Ho scelto tutto per il meglio. Prendendo tutta roba fresca e di prima qualità. Sì. Ordine e pulizia in primo piano, guardate com'è bello, tutto lustro.
I prezzi sono buoni, insomma, una linea nuova anche per il cliente più esigente. Progresso, è bravo, ma ci avesse staccato buonanima ai padri. Poi c'è l'anima sua. Sempre, non crederebbe ai suoi occhi. Avete proprio ragione. Bravo, bravo. Con permesso, cavaliere. Prego, prego. Isidoro! Isidoro, esci fuori, fambres! Yashimo! Che Nanni, come ti senti? Bene, bene. No, è che tu le fai sentire a Bartiluccio come me ne capisci. Poi? Mi sta che vicino. Allora, sento come capisce o no? Lo sento. Nannine, questo vuole uscire, vuole vedere il padre. Bartilu a papà, dici 33? Isidoro, 33 si dice ca! Ah già, mi ero scordato. Vicino al pazzone si devono sentire solo i cauci. E brava Nanninella, ti stai comportando veramente come una vera mamma. A poco sentirmi fa ue. E che stai suonando? Non è di Natale, Isidoro? Nannine, sei veramente una brava mammina attesa. Anche tu sei un bravo papà. Ah, che coppia felice! Beati voi! Ma monna è da esagerare perché mi facete venire avuto che stomaco. Toto, ma tu che hai capito? Non sai ancora cosa significa diventare padre. State accorto papà, dai, sta a scudare o dice. Nanni, mo va a Tenerife e non muovere una spingola, sa? Devi stare molto rilasciata. Vai, mi raccomando. Come vuoi tu, allora va. Vai. Ui, piacere, buongiorno. Che si dice? Come ti senti stamattina? Bene. No, è che volevo fare sentire a marito, ma come Bartiluccio me ne capisci? Chi là, all'ultimo tempo, i cauci si sentono sempre di più. Ma tu non ti preoccupare, tu stai bella come una rosa. E brava Nanni, e bravo pure Isidoro, faceva tanto monaco. Nanni, è successo proprio come è successo a me tanto tempo fa. Che ci vuoi fare? Qua nel quartiere corre la freva dei storici. Ma trovatene contento. Tu sei ancora giovane, tieni ancora tanto tempo innanzi a te. Nanni, tu puoi ancora prolificare. Che mi hai pigliato per una cuneglia? Mamma pensa che sto qua. Questo è il primo figlio, il figlio dell'amore. Ne, e che volesse riuscire allora? Che chi le cade non ha preso sono figli di zoccolo. Ma si dice così, forse sape che sono tutti quanti uguali. Scusate, donna Vice, i trasavinti, la signora Isidoro a look. Hai già sta rilasciata, comoda, permettete? State comodi rilasciati. Un consigliere ci stai vedendo, buona giornata. Isidoro, buongiorno. Poi Carlini, beato chi sei. Come va da queste parti? C'è stata novità? Tutto facete bene. I due colombi si capiscono a meraviglia. Benissimo. E non ti staccano mai. E sai com'è, il marchese di Roma, tutto questo tempo perduto. È un credo, con una femmina che l'ha portata. A proposito, con Marchese ci siamo visti qualche giorno fa. Sì, venite qua una mattina di questo. Come al solito su, sai, domo. Io avrei da quando ori e ti oggi. Che dicevi? Certo che siamo a fornire. E invece, fortuna volete, disse con molta calma mi ricetta. Sai Isidoro, devo dirti che tra me e Sofia tutto procede bene, sono venuto qui per perdonarti, a Carlino già lo perdonai tempo fa, è ovvero, chi non vuole sapere il Filippo segna, perché tutte quelle funzioni, gli stai andando in bagno di salone, pensavo tutte quelle che potevano succedere. Invece se congratulerai conmigo e dici bravo Carlino, sei stato un buon attore, hai avuto la capacità di farmi credere tutte quelle belle storiette. Però devi ringraziare tua sorella Sofia perché non abbiamo visto i provvedimenti. È proprio lei che è il giorno che mi racconta tutto perché stavamo soli, una dolce atmosfera. Sì, pure a me mi ricetta. Ma come avete potuto inventare tutti quei personaggi così reali? Mustafa lo sceicco, il Texas, l'America, dico io. Come vi è saltata in mente una simile idea? E ringraziate a Sofia che mi ha convinto a perdonarvi. Se sapeste cosa ho dovuto fare io per perdonare mamma. Poi ricetta, ormai io e Sofia ci vogliamo molto bene, ci troviamo molto bene insieme, i nostri caratteri sono come due gocce d'acqua, il mio cuore non mi dice di abbandonarla, è tanto una cara ragazza e presto ci sposeremo, però sempre con il consenso di mamma. E capite Carlì? La mamma sta sempre innanzi a tutto.
Senti, sì, no, sei venuto buono. Chi una volta un marchese, assaggiato un morso, avrebbe sopportato qualsiasi cosa. Carlì, la fame è una brutta bestia, fatta proprio alla fine no c'è. Vabbè, mo pensiamo a questo matrimonio perché quello che voleva, ma poi si vede che aveva qualche altra pazzia. A noi mica ci manca fantasia, Carlini. A proposito di fantasie, ma se non sbaglio ci saputo da poco al niente partoriglia, vai. Sì, Carlini, manca poco più in un mese e poi diventerò padre. Tu a che se non ci pensi proprio? Ma sto pure così, dice, vai, non ti preoccupare. Ma se tu vuoi sistemare, io tengo l'idea in mano. Per piacere te mo, non sto pure così. Ma dimmi una cosa, ma possiamo un'agenzia matrimoniale? Oh, questi complici della Vicenza, questi fammi scalafrebbe del sole, c'ha tutto qua. Capi che nella vita devi aspettare tutte cose, non si può sapere mai niente. Pure la freva del sole. Però io mi sento felice. E sono in attesa di Bartiluccio. E chi stai andando a che tu panzulo, Carli, ma tu sei rumeno proprio. Ma come tutti quanti che a dite sanno che Bartiluccio è il mio futuro figlio e tu sei ancora a chiesto. Ma c'è pazienza, io sapevo che non mi aspettavo. Per quanto riguarda Bartiluccio, nessuno mi ha dovuto informare. Che già hai pure pensato di fare fuoco compare. Oh, compare non lo so. No, scusami. Oh, compare in Bartiluccio. Ma parlassi prima, poi dice per. Guarda che poi mi pingo colla, se non mi tiene la parola. Ma non ti preoccupare. Parola è parola. Sì, e di mo me la già perché era già un appuntamento. A voi, ce lo rimetti più tardi. A più tardi. Ciao. Poi ciao, vedete, mica proprio buono. Un sabato cagna proprio faccia. Non esagerare, è perché sono più spensierate, capite? E tu un lavoro come vai? Tutto a posto? Sì, non ci possiamo lamentare, sì. Dopo questi lavori fatti in piazzetta, qualcosa di positivo si vede. Sì. Ma dicemi una volta, ma tu oggi che fai? No, io oggi resto a casa, ma voglio anticipare qualche servizione, capito? Poi mamma mi ha lasciato una montagna di panna tanto che già starà, perché domani che è domenica voglio stare libera. Senti, a proposito, non ti scordi di mettere un rullino dentro la macchina fotografica, che sicuro rimane esce una bella giornata di sole. Oggi pensate che ce ne ammiette soli al bosco di Capodimonte? Tu che dici una buona pensata? Allora tu mi domandi pure. Io e te, solo al bosco di Capodimonte? Oh, stanotte sicuro non dormo. Vado, sentiero mio, mantieniti fresco per domani. Non volessi che la bella e buona, mentre stiamo insieme. Piazza suona rindommeglio. Già, i poi pigliava su un rindommeglio. Non si può mai Ah, buona, noi mo rimane ci hai mai divertiti, ma sai che può fare? Ci buttiamo pure qualcosa per mangiare e ci facciamo una bella scampagnata, che dici? L'idea non è male. Allora mo va a casa, vado a preparare 2 panini, qualcosa che mamma portava. Va buone, ok. date un po', date un po'. Amore mio. Signori, buongiorno. Toto, oggi non stai sfottro in questo modo di salutare. Lo vedi, ci a papà. E sentite pure tu, la cadenza in coppa finale. Quel prolungamento mi ha dato l'impressione di essere pigliato in giro. È vero, papà, ha fatto che la carenza la coppa. La coppa prima piano. La coppa finale. Sta sparando schiattarella, sta sparando. A chi? Tu ti sei impressionato, Sì. Io non mi fosse mai permesso di sprugugliare. Ti puoi mettere male, Ora dire che la prossima volta che ti incontro, quando ti saluto a corcio finale. Bravo. Ma dicimi una cosa, ma mo stai a mangiare? E che domande sono queste? Tu sai, ma perché tu oggi non mangi, stai uno? Io? No, io oggi resto qua. Sì. Ma faccio una panina così, così. Quindi tunne, pumarolo, mozzarella, salsiccia, fiorella, pumarolo. Faccio una cosa e mo mangio, se volete favorire. Lupani? Ah, così? Sì, signora, così. E ci metto tutto che la roba. Ah, ci capito, Toto, questa è una presa in giro, e ci vuoi invitare bravo te lì. Buon appetito, e state attento alla digestione. Traversa traverse, capito? Ci troviamo centro a papà, che il dottore già mi ha nervosito. State buono, va. Buona, chi se non può mai dire niente? Ma
Pare sempre che fosse stata muzzicata quando era chiuso. Passa niente, passa. Voi a pensare da chi sto a destra il mio futuro socio. Bella roba. Ehi, io quando ci ha parlato di finanziamento con le luci. Tanto ora è una correre di guardia allora. Ma io ci tengo a pensare, sì. Io parlo prima con questo. Perché siendo le nu. Io come ci capite patata da una faccia appesa, è ambizioso. Tu prendilo con le buone, spiegaci la situazione. Così quello diventa più calmo, più mansueto, più tranquillo. Sì. E io per forza così già fa. E non ci sono altre soluzioni. All'ipiti si proprio che stai malamente. Io ricordo subito a consigliare i signori che chi lo sa pure ci Vabbè, ma molla sempre le cose così come stanno. Ma quando è dopo se ne parla, io mi scendo ridere. Oreste, venite un attimo fuori, pronto? Un attimo, tengo un coniglio a fuoco! Che? Oh, signor Marchese, scusate, tengo un coniglio a fuoco. Ditemi, oh, signora Marchese, Sofì, ma prego, accomodatevi. Accomodatevi, prego. Prego, che piacere, che onore. Signor Marchese, ditemi, cosa posso fare? Allora, vorremmo prenotare un tavolo per domani a mezzogiorno. Che dite? Questo è veramente un piacere. Scegliete stesso voi il tavolo. Va bene anche qua. Allora vi preparo qua. Sì. Volete pure accennarmi a cosa vi devo preparare di buono? Sì, cose molto semplici, possibilmente a base di pesce. Oreste, mi raccomando che sia fresco. Sapete, a Sofia, appunto la mia fidanzata, per il pesce farebbe qualsiasi cosa. Signor Marchese, non per niente, signor Marchese, non per niente, o il pesce me lo tengo io non ce l'ha nessuno. E tengo un bel cefalo e per Sofia ce lo faccio sui carboni. Oh, grazie Oreste. Sai Ottavio, quello Oreste conosce molto bene i miei gusti, perché io venivo spesso a mangiare qua con mio fratello Carlino. E per vostra madre cosa ci preparo? Per mamma, alle fatte un merluzzetto all'acqua pazza, ma leggero e piccolino, sapete lei mangia poco. Piccolino, merluzzetto piccolino. E per voi cosa vi preparo? Allora, per me mi fate una bella insalatina di mare. Insalatina di mare. Poi uno spaghettino alle vongoline rosé. Spaghettino, vongoline rosé, sì. E se c'è un sarragottino me lo fate arrostitino. Sei sciupato, no? Sarragottino arrostitino. Hai capito? Ha da fine tutto conino. Signor Marchese, scusate, dopo il conticino lo porta a voi? No, ma che dite? No. Quello offre mamma. Sofia le ha dato in simpatia. E quindi ne giovo anch'io. E se capisce? Se paga mamma, me ne giovo anch'io. Signor Marchese, non si preoccupi. Voi dovete pensare solo a bussare alla mia cucina. Per il resto ci pensa mamma. Signor Marchese, buongiorno. Ehi, qua ci sta pure Sofia. Noto con gran gioia che tutto procede per il verso giusto. È sempre un onore avervi in questa piazza. Sapete, quella mamma desiderava tanto uscire e ricordandosi della trattoria d'Oreste ha pensato di pranzare domani a mezzogiorno. Signora Marchesa, avete fatto proprio un'ottima scelta. A proposito, ditemi. Dimenticavo sempre di domandarvi, Prego. ma quei due corvi neri che rovinarono la presentazione di Sofia con mamma passano sempre qua vestiti in quella maniera. Sapete, non vorrei rovinarmi il pranzo di domani. No, Marchese, da allora tutto è cambiato. Dopo il rinnovo della piazzetta, con i nostri vicini abbiamo fatto un patto. Mi spiego. Essi si devono cambiare d'abito sul posto di lavoro e passare per di qua in abiti civili. Perché da allora abbiamo notato che le cose stanno andando sempre migliorando, guardate. Era proprio quel nero che portava Iella. Ma ma accomodatevi, non fatevi pregare. Prendiamo qualcosa da bere insieme.
Fateci questo onore! L'onore è tutto mio, accetto volentieri. Oreste, portateci degli aperitivi. Va bene, servo subito. A proposito, Marchì, vi voglio far vedere mia moglie Nannina come è cambiata dall'ultima volta che l'avete vista. Quasi quasi non la riconoscerete. Sì, sì, do, fammi a frena, la veramente piace. Nanni, esci un minuto, abbiamo visite. Oh, che piacere! Ma è che parecchio tempo che non ci volevano. Però, la verità, oggi sempre ti mandate i pugni e sacci pure che le cose vanno molto bene. Nanni, non ci possiamo lamentare. Ancora un altro poco e poi ci sposeremo pure noi. Ma a proposito, ma fammi aprire un po' questo panzone. E lo sa che tempo che non ti voleva? È cresciuto pure parecchio, significa che sei quasi pronta. Sì, è prossimo. Ah, ma perché non mascolo? Sì, si chiama Bartiluccio. Oh dai, mamma, avete sentito? Nannina aspetta un bambino, lo chiameranno Bartiluccio. Brava. Ottavio, senti com'è bello aspettare un bambino. Sì, mamma, lo so, non vedo l'ora di aspettarlo. Come, Marchè? Fai diritto proprio non sproposito. Ma come, non si è cagnata a scena. Ma non so che qui femmina aspettiamo, ma so che è pascolo. Ma intendevo attenderlo, ma sempre da Sofia deve partire. Marchè, però voi avete da spiegare certe cose, altrimenti si creano degli equivoci. E voi ne sapete che cosa gli equivoci, Certamente con voi bisogna fare sempre molta attenzione. Siete capaci di inventarvi qualsiasi cosa. Scherzo a parte, Marchè. Dopo il matrimonio non c'è cosa più bella che aspettare un figlio. Prendete a me per esempio, io sto contando i mesi, i giorni, i minuti per questo evento. Signor Marchè, dite un momento qua, mettete l'orecchio qua vicino, vi voglio far sentire a Bartiluccio come me ne capisce. Venite Marchè, venite. Non ho capito, cosa dovrei fare? Otta, devi prendere la vecchia e la devi mettere sulla pancia e ascoltare. Venite Marchè, venite. Se proprio insistete. Io che cade colla. Allora, sentite niente di particolare? No, non sento niente. Come non sentite niente, Marchè? Che il Bartiluccio fa un'altra la mattina alla sera e voi non sentite niente. Per cortesia, sposatemi un po' più là. Facetemi sentire a me, sapete, io sono tuo padre, tieni più conferenze con me. Poi si sente che è una meraviglia. Venite, Marchè, sentite, azzeccate la orecchia. Sentite, poi si sente che è una meraviglia, sentite, Marchè, sentite o no? Ma sì, non vi pigliate collo, ma io non sento niente. Marchè, e che volevo sentire il festival di Sanremo, lo campate? Io c'ho paura che voi tenete la orecchia un po' difettosa, però. Ma quando mai? Quell'Ottavio a certe cose non è abituato e poi lui è nobile, ovvero non è nobile. E per lui certe cose sono proprio fuori luogo. Sofia, quello c'è sempre una prima volta. Vedrai che quando accadrà a te, il marchese non starà più nei suoi panni. Poi tengo la mattina la sera che la capo incappata. Però facci fare prima una buona visita ai re, che non si può mai sapere. Signori, buongiorno! Amarella! Non ci sta cosa più bella di vedere la nostra piazzetta con tanta gente. Ma non mi riuscite che si stesse appuntando al tuo matrimonio? Amici, avete proprio indovinato, il Marchese e Sofia saranno anche loro prossimi sposi. E di che si vuole? Quando non me una femmina vanno d'accordo, che devono aspettare più? Quando più siamo, più belle pariamo. E poi, la Marchese stava aspettando da tanto tempo questo momento. Non è vero? Questo è vero. Quando ho visto Ottavio che stava facendo la ruggine, non l'ho dato più pace, l'ho tormentato, ricordandogli che doveva fare questo passo e al più presto. Io, la marchesa Diana degli Angeli, conosciuta da tutta Napoli, dovevo avere sulla coscienza un figlio che di matrimonio non ne voleva proprio sapere. Uè, io non capisco, ma dove è andato a finire il nostro sangue blu? Signora Marchesa, avete fatto proprio buono. Asino, chillo, sangue blu, s'ammazzucava tutto. E poi pusciogli, ci voleva solo un miracolo di San Gennaro.
Navice, domani avremo l'onore di averli qui a pranzo di Oreste. Non trovate pure voi questa un'ottima occasione per stare tutta quanta insieme? Buona, così non cucina! Sembra se alla Marchese non si dispiace però. Dispiace? No, è perché Non ci dispiace, Ma non mangia papà. Voi siete tutti così simpatici, così allegri. Anzi, ricordatevi di avvisare anche a Carlino. Va bene. Proprio lui non deve mancare. Perché con le sue bravate ci allienerà tutto quanto. Sì, sì. Mamma, se è un tuo desiderio noi accettiamo volentieri. Sì, Certamente Oreste avrà molto da fare. Vabbè. Signor Marchese, non si preoccupi, la mia trattoria è a vostra completa disposizione. Poi non vi preoccupate, pensate solo a gustare la mia cucina. Per il resto ci pensa mamma. Bene, ora dobbiamo proprio andare. Carissimi amici, tutto è rimandato a domani. Mamma, Sofia, cosa dite? Andiamo? Sì, andiamo perché domani sarà una giornata meravigliosa. sicuro sarà una giornata indimenticabile. Per me sarà una giornata segna coppo calendario. Guardate voi ma si dà quando un appuntamento. Io di solito, ogni volta che passo di qua, non posso fare altro che venire a trovarmi i miei amici. Carli, sei capitato proprio come il calcio sui maccheroni. E mo pure tu, mettiti in fila, perché qua, come ci dire, siamo stati tutti quanti invitati dalla Marchese, dal Marchese e da tua sorella Sofia. Quindi da Oreste, di mano a mezz'ora ci ha passare, dobbiamo passare una giornata indimenticabile. Sì, è vero, è vero. Ma vedete poco, io già di mano ho fatto altro programma. Assieme alla mia compagna Ulla, vogliamo mangiare solo il Coppa San Martino e gli voglio far vedere tutto il Golfo di Napoli, perché all'Angoppa il panorama è unico. Ulla è tedesca di Germania ed è rimasta incantata di questa città. Sì, vero. Io quando ho visto Napoli, rimasto con bocca aperta così. Così io ho girato molto, ho visto molti paesi, ma così bella come Napoli mai. Mare, Vesuvio, sole, gente cantare. Io veramente contenta. E poi Carlino buono, lui molto romantico. Lui portare in giro tutta la città. Sì, sicuro, lui molto romantico per portare per tutta la città, Obur, Sanità, Furcello, vogliamo con le Mangiolina, Corso Umberto, Porta Nolano. Però lui domani sarà qui con noi a festeggiare, lui è molto obbligato. Se vuoi, anche tu puoi stare qui con noi. Allora, Ulla, tu che dici? Accettare domani invito i miei amici? Io ho visto subito, loro molto simpatici, io credo sia accettato. Ullala, si da cuccagna! Allora noi tutti quanti ti aspettiamo, no? Allora domani tutti da Oreste! Grazie tante. Abbiamo pensato di arricchire il menù a base di pesce. Cosa ne pensi? Alla tua ospite piace il pesce? Spieghiamo da postraggio il mo! Che ne vuoi pesce, per il caccino! E proprio lì! Io vedo? Ulla, a te piace il pesce fresco? Io pesce sentire odore molto lontana. Io così piccola, già capire cosa essere pesce. Io sognare pesce. Io sogno già carne, pesce. Ja, sentivo una puzza di pesce, ma che è una foca? Allora intesi? Domani tutti qui a mezzogiorno, alla trattoria da Oreste. Bene, ora dobbiamo proprio andare. Arrivederci a domani. Arrivederci. Carli, complimenti per un... Grazie. Carli, ma raccomando per di me, dilli che la gaffa mi fa, a me ballare, a me divertire poveri mani, Carli, vieni tu. C'è bisogno di dire, ma sai che quando stiamo insieme l'atmosfera è sempre festosa, beh. Preoccupazione mia, sono chi le due cattolici, come sono belle, e non ritengo poco, ma viene che, sti pippacci.
Carlin, devi incaricare, rimane con manchi. Povero che non conosca marito e a figli. Ma non bicchiere di chiude, se fai proprio. Ma mo scendiamo pure noi. Perché Achille mi ha promesso una bella passata per via Caraccio. La rimane è tutta un'altra cosa. E poi fa bene pure con poca terra no piccerino. Buona giornata, ciao di marito. Ya, il marito vuoi spaccare tutto da lì. Va bene. Ora, hai visto che t'hai combinato per dimani? Tu ti aspettavi tutta questa gente? Io ti ringrazio tanto, è arrivato un momento. Io capivo niente di più. E tu niente capivo un bechino. Tu sai ora ma come ti arrabbio Marchese. Allora amici, me ne vado anch'io, vi saluto, dimani ci abbiamo divertito. A domani, a domani. Sono molto contenta di stare qui con voi, a fidarsi. Vai Nanni, che mo venga, riposate. Voglio non mi dicete niente, ma io domani non sto con voi. Pure tu. No. Io e le nucce ci andiamo a boschi e capi mondo. E là ci facciamo una bella scampagnata. Non mi dicete niente, ma questa è un'occasione che non vi posso fare scappare, voi sapete io quando ci tengo. Dodo, facete i fatti vostri. Che dimani sicuro ci sarà una baraonda. E voi invece tenete bisogno di tranquillità. State tranquilli, divertitevi, vi divertite a modo vostro. Non vi preoccupate, e divertitevi molto. E io ti ringrazio, io aspettavamo, so che tempo che si asciutto. Rimane, ma voglio proprio consolare, state buono. State buoni, divertitevi, state assieme a me. Senti, allora tu che dici? Io oggi pensato, invece di tenere tutto tavolino così a mezzo, io metto un bello tavolo a lungo, tu che dici? Tu stai, hai proprio ragione. Un bello tavolo lungo e medio, sai, un servizio scorre più veloce. Ma poi chi porta presto? Dammi i secondi. Ma già, sa da gustare, perché poi la roba, nessuno ti tiene da ricere. Ora, stiamo a sentire a me. Se rimane la Marchese rimane soddisfatta e il pranzo riesce buono. Di sicuro qua feste non ne mancheranno più. Poi si sparge la voce per tutta Napoli e le cose andranno sempre per il verso vero. Hai proprio ragione. Beh, molto lascio che tengano poco che fare. Vado a prendere una cosa per dimani, sì. buono. Toto, esci subito fuori. Ma che è stato da noi? Toto, tengo Sì, è arrivata Franceschiella, Peppino Soricillo, non mi faccio dormire, mannaggia Soricillo, a casa ne dai, stasera in da cucino, fiasche vino Con un attimo di pazienza presentiamo tutti gli artefici della commedia, cominciando dallo strillone dei giornali Valerio Ferraiolo. Carmela, la garzona della trattoria Annalisa Buonocore. Il venditore ambulante del pesce Pietro Ferrandino. Il cavaliere cliente della trattoria Carlo Meoli. Ulla, la turista tedesca Alessandra Di Iorio. Sofia, sorella di Carlino Maria Rosaria Conte. Carlino, amico di Isidoro, Franco Sasso. Diana degli Angelis, la Marchese, Assunta D'Angelo. Ottavio degli Angelis, il Marchese, Luigi Ciriminna. Oreste, il proprietario della trattoria, Sergio Biasetti. Achille, il marito, Giuseppe Matuzzo. Ciro, il figlio, Gianfranco Iacono. Lenuccia, la figlia, Francesca Di Meglio. Donna Vincenza, la popolana, Maria Trani. Totore, il barbiere, Armando Chartier.
Nannina la vedova, Enrica Buonocore. Mastro Isidoro, il sarto, Ernesto Ferrandino. Ringraziamo inoltre la scenografia di gruppo, i suggerimenti tecnici di Paolo Calise, la truccatrice Luisa Fiore, la suggeritrice Anna Mattera e di nuovo audio e luci technical service di Gelsomino Sirabella. Ringraziamo ancora il regista ed autore della commedia, Ernesto Di Liddo. Volevo sapere se vi siete divertiti. Va bene? Allora, la prossima poi vedremo di fare qualcosa in più, va bene? Grazie di tutto. Sì, è arrivata Franceschiella, Peppino Soricillo, non mi faccio dormire. Mannaggia Soricillo, a casa ne dai. Stasera in da cucina, fiasche vino già la sa. O quando sembri a casa, stu Peppina già chiappa. C'è stanno Soricilli in da cantina reto muro, che arriva in da cucina quando tutto si fa scuro, fumando toscane e facendo facciatura, poi che malandrino pure la gatta sa paura. Peppino Soricillo non mi faccio dormire, mannaggia Soricillo a casa ne dai. Stasera in da cucina fiaschierina già la sa, poi quando sembri a casa stu Peppina già chiappa. Ma tu che sei siciliano? Sì, Lombardo Veneto, io sono napolitano.